Serie B-Win. Tutti i colori della passione. Prova di maturità per il Padova nel big match della 38esima giornata di Serie B-Win. Dopo i 6 gol incassati dal Pescara ed il pareggio di Grosseto, i ragazzi di Dal Canto cercano di risalire in classifica, ospitando il Sassuolo, squadra in forma e reduce dalla vittoria di Brescia. Nel 3-4-1-2 del Padova c'è Bentivoglio, dietro Cutolo e Cacia rientra dal primo Marcolini. Pea conferma Sansone e Boacima, deve fare a meno di Magnanelli e Missiroli squalificato. Arbitra Giancola. Parte bene il Sassuolo e la prima azione importante del match è proprio sua, con il sinistro al secondo minuto di Sansone, deviato in calcio d'angolo da Perin. Partita dai ritmi bassi all'inizio, prova a svegliarla il Padova al 34esimo direttamente da calcio d'angolo, pallone che arriva nell'area di rigore del Sassuolo, il colpo di testa di Trevisan va a colpire la parte alta della traversa Padova vicino al gol. Un buon momento questo per la squadra di Dal Canto, il cross dalla sinistra di Cutolo, la testa di Portin respinge bene Poimini, poi l'azione sfuma. L'occasione più importante per il Padova arriva al 45esimo, se ne va Renzetti sulla sinistra, il cross per Cacia, appostato bene in area di rigore del Sassuolo, il colpo di testa dell'attaccante è di poco alto. Con gli highlights andiamo nella ripresa, dove anche in questa occasione l'inizio è tutto del Sassuolo. Minuto numero 7, Sansone fugge sulla sinistra, entra in area di rigore, prova con il destro, Perin in calcio d'angolo. 10 minuti più tardi e siamo al 17esimo, Sansone ci prova direttamente su calcio di punizione, una delle sue specialità. Pallone deviato da Perin in calcio d'angolo. Sugli sviluppi del corner arriverà il gol del Sassuolo. Intanto rivediamo la punizione di Sansone, è proprio Sansone ad occuparsi del calcio d'angolo, pallone che spiove in area di rigore padovana, salta indisturbato Valeri ed è il gol che sblocca il match, secondo gol in campionato per il giocatore di Pea. Padova 0, Sassuolo 1, partita che si fa difficile per il Padova, che prova una risposta alla rimessa laterale di Legati, pallone che arriva a Cacia che si inventa questa girata, la traversa, salva Pomini, grazie a Pomini. Siamo al minuto numero 23, Padova davvero vicino al pareggio con questa girata di Cacia. Poi al 31esimo, azione di ripartenza, di contropiede del Sassuolo, entra da dietro Portin direttamente su Sansone per Giancola e rosso diretto, e quindi Padova in 10. Entra anche Troianello nel corso della ripresa, ci prova con il destro, Perin in calcio d'angolo. Ora il Padova fa fatica in inferiorità numerica, ancora Troianello, la palla nel mezzo, il tappin di Bianchi sulla linea con le mani, respinge Trevisan, è rosso più calcio di rigore per il Sassuolo. Se ne incarica Sansone, pallone che va a sbattere sul palo, poi Coffì con il destro, Perin respinge, ma è difficile adesso per il Padova, in 9 uomini sotto di un gol nei minuti finali. Padova che soffre e Padova che incasserà il gol del 2-0, merito di Troianiello che mette giù un gran pallone e batte con il destro per il 2-0. Troianiello che bissa così il gol siglato alla Rigamonti contro il Brescia qualche giorno fa. Troianiello che grazie alla sua rete, che rivediamo anche da quest'altra angolazione, chiude così il match. Il Sassuolo passa anche all'Euganeo, continua a volare, continua a sognare i playoff. Al Padova non è bastato l'orgoglio per centrare una vittoria che in casa manca dal 3 marzo.